Un attacco spietato, allarmante e inquietante che Lamin Saidili potrebbe ripetere senza una forte restrizione a impedirlo. Le parole del GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare che convalida l'arresto e tiene in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane cristallizzano la pericolosità del soggetto nel suo agire verso un bersaglio colto totalmente a caso, quel 55enne ancora in prognosi riservata anche se in via di miracoloso miglioramento dopo la ventina di fendenti subiti. In cella Saidili resta con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi, ma senza l'imputazione di premeditazione che viene a cadere. L'azione messa in pratica con il volto travisato per non farsi riconoscere, infatti, non basta, secondo il GIP, per parlare di un'azione preordinata nel tempo. E per ora, secondo gli inquirenti, non ci sono nemmeno elementi sufficienti per pensare a una radicalizzazione islamica. La sua fotoprofilo su WhatsApp mostra un mujahideen in preghiera con accanto un fucile mitragliatore, ma sarebbe decontestualizzata. Le indagini della Digos dell'antiterrorismo di Milano e Treviso non hanno infatti trovato alcun collegamento tra il 22enne e movimenti terroristici in Italia. Gli scritti del giovane trovati a casa sembrano testi musicali, scrive il GIP, con qualche riferimento violento a lame e coltelli, ma pure ad armi da fuoco, denaro, marchi di lusso e sostanze stupefacenti. Si tratta di accenni, continua l'ordinanza, che non lasciano intravedere alcun percorso di radicalizzazione, essendo episodici e non facilmente distinguibili dallo stile di una certa subcultura giovanile. Resta da capire però cosa l'abbia spinto all'agguato shock. Per questo, continua il giudice, servirà un approfondimento sulla sua salute mentale. Una perizia psichiatrica per accertare o meno un disturbo, ciò che apparentemente è mancato in questi anni. Questo ragazzo non era noto in quanto ha vissuto per oltre 10 anni all'estero e è rientrato da qualche mese nella nostra città, ma è importante che anche ci sia un patto tra le famiglie che vedono delle difficoltà nei ragazzi e possano fare in modo che questi intraprendano un percorso, perché oggi il percorso è un percorso volontario, cioè bisogna diagnosticare nel caso in cui ci siano dei problemi, dopo la diagnosi ovviamente ci sono dei percorsi. La famiglia di Saidili, marito, moglie e 3 figli, arriva in Italia negli anni 90. Nel 2015 il trasferimento in Inghilterra, dove qualche anno dopo l'allora 19enne viene arrestato per accoltellamento a scopo di rapina. In carcere avrebbe anche aggredito alcuni agenti di custodia, stando ad alcuni documenti trovati in casa. Poi a gennaio di quest'anno il ritorno in Italia, a Conegliano, dove il padre era già rientrato nel 2023. Nel nostro paese è incensurato l'occupazione all'AIE di Vazzola, il diverbio al lavoro e la decisione di mollare tutto. Il papà lo vede mangiare poco, anche se assume proteine perché vuole aumentare la massa muscolare. L'ultimo diverbio è il 24 giugno, Lamin che sparisce, non si fa trovare e poi si materializza a Milano, sabato, armato di quel coltello, pronto a colpire a caso. Rischiamo di avere delle bombe ad orologeria sul territorio perché queste persone ovviamente sono difficili da intercettare e spesso le famiglie, anche per una sorta di dignità, tendono a nascondere determinati problemi. Ecco, io l'invito che farei è dire a tutti che i problemi psichiatrici sono come altri tipi di problemi. Io penso che una riapertura dei manicomi oggi sia una cosa anacronistica, però che si possano trovare dei percorsi importanti e soprattutto delle situazioni protette che permettano a queste persone di vivere al meglio e di fare in modo che anche le loro famiglie vivano in una maniera più serena, sicuramente è una cosa su cui dobbiamo ragionare in maniera seria e approfondita.